In Sardegna non si registrano focolai di peste suina africana da quasi 4 anni ed è pertanto irragionevole continuare a bloccare l'esportazione dei prodotti della suinicoltura. Lo dichiara il neopresidente regionale della Confederazione Produttori Agricoli Giuseppe Patteri. I suinicoltori, prosegue Patteri, hanno affrontato sacrifici immani, investendo per la realizzazione di strutture in biosicurezza e sottoponendosi ai periodici controlli. Il comparto ha subito un tracollo ed il fabbisogno interno di carni è soddisfatto prevalentemente attraverso le importazioni. Lo scorso 11 novembre la Commissione europea ha emanato il regolamento di esecuzione numero 2022-2204 in relazione alla presenza della peste suina africana, aggiornando le aree soggette a restrizioni. La Sardegna è stata inserita nella terza fascia, ovvero nelle aree a maggior rischio. Per queste ragioni, conclude il presidente regionale di Copagri, auspichiamo che la giunta regionale intervenga nuovamente ed energicamente presso il Ministero e con esso presso l'Unione Europea.